Ospedali in stretta sinergia con un centro di altissima specialità di livello europeo come l'azienda ospedaliera di Padova. Via libera senza se e senza ma dei vertici della sanità padovana alla nuova mappa degli ospedali varata dalla giunta regionale. Non tagli di posti letto, spiegano i direttori di azienda ospedaliera ULS 16. A Padova e provincia in 2 anni e mezzo si realizzerà una rimodulazione per rendere i servizi adatti alle nuove esigenze del cittadino. C'è una riduzione dei posti letto che però non riguardano la capacità produttiva dell'azienda, perché ormai attraverso altre modalità come ambulatori protetti, il cosiddetto day hospital, la chirurgia o la diagnostica di un giorno, può consentire al cittadino di ricevere i servizi senza per forza dover restare fermo su un posto letto. Nell'ULS 16 di fatto i posti letto persi saranno ridotti a 9, ridisegnato il territorio con la riduzione dei distretti da 6 a 2, senza perdite dei servizi assicurano, e con un nuovo assetto per l'ospedale di Piove di Sacco con i sindaci della Saccisica sul piede di guerra. Se parliamo in termini di numeri assoluti di posti letto, di unità operativa, può sorgere qualche preoccupazione. Se però intendiamo parlare di mantenere le risposte adeguate, efficaci, sicure e di qualità ai cittadini, queste non vengono toccate. Intanto è stata fissata per il 2 luglio a Padova la firma dell'avvio dell'iter del discusso nuovo ospedale, presenti tutti i sottoscrittori. Siamo in ritardo e mi auguro che davvero questo salto di qualità si faccia, perché appunto siamo di livello europeo non soltanto perché abbiamo le persone, questo è un requisito fondamentale, quindi i medici, la grandissima qualità che viene espressa quotidianamente, ma anche strutture adeguate. L'ospedale è un impegno che affronteremo con grande determinazione. La mia preoccupazione principale attuale è dare ai cittadini un'organizzazione e un livello professionale adeguato. Un iter che parte con posizioni vicine ma non troppo, che correrà parallelo alla riorganizzazione.